Un caloroso benvenuto con l'appuntamento del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana, notizie.sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Repubblica è la missione impossibile, fa appello all'unità contro le destre e la sinistra si spacca di nuovo. Il giornale Repubblica funge ormai da tempo da guida politica della sinistra italiana. L'edizione palermitana non è da meno e poche settimane dopo il suo arrivo il nuovo caporedattore Carmelo Lopapa rivendica di fatto il ruolo leader del giornale nei confronti dello schieramento mancino e lancia appena domenica scorsa un appello per convocare gli stati generali della sinistra siciliana. All'appello rispondono positivamente tutte le sfumature e le correnti diverse e si fissa persino la giornata. Ma un appello all'unità rivolto alla sinistra è come un appello a smettere di giocare rivolto a un giocatore d'azzardo patologico. E neanche 2 giorni dopo, a livello nazionale, si spaccano i 5 Stelle. Non è ancora certo quanti gruppi nasceranno dalla scissione a livello nazionale e in Sicilia, ma certo non saranno meno di 2. Verrebbe da dire che chi di vaffa ferisce, di vaffa perisce. E così l'appello di Repubblica si è rivelato ancora una volta una missione impossibile. Ma al di là di questo, forse i partiti della sinistra siciliana, prima di convocare gli stati generali per battere la destra, dovrebbero avviare una riflessione critica su se stessi e su quanto danno abbiano fatto alla Sicilia nei 5 anni del disastro Crocetta e dovrebbero chiedere un passo indietro a coloro che hanno partecipato con ruoli di primo piano a quell'amministrazione. Vedi Cracolici, Barbagallo e così via. Senza una vera rifondazione culturale prima che politica, la sinistra italiana non avrà alcuna possibilità di tornare nelle stanze del governo. E se possiamo permetterci nel nostro piccolo di dare un consiglio a Repubblica, lanci prima di tutto un appello a una profonda autocritica della sinistra piuttosto che un appello contro le destre. Nessuno può aspirare al futuro senza fare un minimo di conti con il proprio passato. Orgoglio siciliano la Fiera Mediterranea del Cavallo. Ambelia dal 2 al 4 luglio si svolgerà la 3ª edizione. Malgrado i tentativi degli anni scorsi di precisi settori della politica siciliana di minimizzare l'evento annuale della Fiera Mediterranea del Cavallo, nonché di diffondere false notizie, nel centro equestre di Ambelia, in provincia di Catania, siamo arrivati alla 3ª edizione che si svolgerà da venerdì 2 a domenica 4 luglio. Ieri il presidente della regione Nello Musumeci, insieme all'assessore regionale al turismo Manlio Messina, ha presentato l'evento dicendo: puntuale torna la Fiera Mediterranea del Cavallo, saranno 3 giorni ricchi di emozione e di festa aperti a tutti, ma anche un evento sportivo di carattere internazionale unico nel centro-sud Italia, che riesce a generare economia per questa parte di territorio siciliano. C'è già il tutto esaurito nelle strutture ricettive dell'area. La struttura di proprietà della regione è gestita dall'Istituto di Incremento Ippico e da 150 anni nelle sue scuderie ospita centinaia di cavalli. Ristrutturata e potenziata dopo anni di abbandono, incendi e alluvioni, oggi è idonea a competizioni equestri di livello internazionale. Puntiamo sul turismo sportivo ed equestre, ha dichiarato l'assessore regionale Manlio Messina, perché rappresenta un segmento importante medio-alto molto diffuso in Spagna e nei paesi del nord. Nell'Italia centro-meridionale non esiste una struttura equestre adeguatamente attrezzata come la nostra. Non è un caso che Fiera Cavalli di Verona abbia voluto assumere la collaborazione tecnica della manifestazione. Ruderi di Poggioreale laboratorio sismico, Musumeci, impegno che avevo preso a febbraio scorso. Tutelare e valorizzare i ruderi dell'abitato di Poggioreale distrutto dal sisma del 1968 per farne un centro di esercitazione per la protezione civile e farlo con iniziative finalizzate alla fruizione di quei luoghi per rendere concreta la testimonianza degli eventi accaduti e mantenerne viva la memoria storica. Lo prevede un'apposita convenzione tra la Regione Siciliana e il Comune del Trapanese nella Valle del Belice. Era un impegno, sottolinea il governatore Nello Musumeci, che avevo preso nello scorso febbraio con l'amministrazione comunale e con tutta la cittadinanza, in occasione di un mio sopralluogo nell'area in cui sorgeva l'antica Poggioreale. Quei ruderi, una volta messi al sicuro, continua Musumeci, meritano rispetto per il loro valore identitario e possono diventare una preziosa opportunità per tutta l'area.
Un progetto originale, forse fra i pochi in Europa, che potrebbe anche offrire occasione di richiamo e di crescita per le comunità locali. L'obiettivo del governo regionale è quello di fare del vecchio abitato una sorta di laboratorio a cielo aperto per gli studi di sismologia e dei tecnici del settore, ma anche una meta per la didattica e al tempo stesso un campo di esercitazioni per il volontariato di protezione civile. Biglietti bus in cambio di bottiglie di plastica, iniziativa dell'azienda Trasporti Catanese e del Comune di Catania. Aiutare l'ambiente e consentire ai cittadini catanesi di risparmiare ottenendo gratuitamente biglietti di viaggio da utilizzare sui mezzi AMT in cambio della consegna di bottiglie di plastica. È l'obiettivo dell'iniziativa Ricicla e Viaggi promossa dall'azienda metropolitana Trasporti di Catania, sostenuta dall'amministrazione pogliese e realizzata con il consorzio volontario per il riciclo del PET. A presentare il progetto sono stati il sindaco Salvo Pogliese, il presidente della AMT Giacomo Bellavia e l'assessore comunale all'ecologia e ambiente Fabio Cantarella. È un bellissimo progetto, ha dichiarato il sindaco Pogliese. Catania è la seconda città d'Italia ad averlo realizzato. L'iniziativa ci consente di rispettare l'ambiente e al tempo stesso i cittadini potranno ottenere un biglietto per il trasporto pubblico locale. Catania è sempre più città europea sul tema della mobilità sostenibile, ha concluso il sindaco Pogliese, e ne siamo felici e orgogliosi. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione.